Raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo contro la Sampdoria e adesso sì che bisogna vincere perché sennò sono cazzi. È molto freddo qui oggi. Adesso bisogna veramente dimostrare chi siamo se vogliamo salvarci. Sampdoria, Venezia. I due Milan sono veramente incredibili. Quello di Mercato del Cibo sta battendo sempre. Noi siamo sedicesimi, quintultimi, con un piccolo margine ma niente di che. È proprio iper minimo. Vai. Contro la Sampdoria campione d'Italia. Ora tocca a noi ragazzi, abbiamo perso nell'ultimo video ragazzi, veramente incredibile, indecente. Un punto potevamo farne 5. Recoba. Attenzione Recoba per Maniero. Maniero se ne va, non sbaglia. Dai ragazzi, dai. Bravo Pippo. Attenzione. Maniero. Recoba. Recoba! Signori, gol mastodontico del Cino Recoba. Signori, è il Cino Recoba 1-0. Gol micidiale. E si gol. Sotto il diluvio Manero la passa. Gol. Adesso bisogna vincere ragazzi, non possiamo sprecare questo vantaggio. La vittoria oggi ci può dare, non dico la salvezza, ma una leggera tranquillità in più. Bravo Balla. No, la cagata atroce, mamma mia, meno male che sbaglia la Samp. Ballerin. Pedone. Adesso, bravo Luppi. Peccato. Dai ragazzi, dai. Schwok. Ballerin. Recoba. Mamma mia. Oggi è ispirato Rec. Quando Rec è ispirato sotto cazzo. Detta proprio in francese. Maniero. No, Pippo. Maniero. Va, peccato. Ashbrook, peccato. No, c'è il gol non riusciamo a tenere un vantaggio. Il Mancio purga la difesa veneziana, incredibile, cioè pazzesco, frustrante. Giochiamo bene, facciamo tante belle cose, poi prendiamo un gol atroci. Svok, bravo, no Stefan, però no, così. Allora in difficoltà però, stiamo giocando da Dio, fio, dai. Ancora Stefan, Rec, Pedone, Volpi, Del Canto, Valtolina per Svok, lunga, se l'allunga Stefanone. Purtroppo Stefanone se l'è allungato, Del Canto. Lombardo, Dio. Braccio di ferro. Roba nostra. Max Taibi. La Dalupi. Il maniatore che gioca sempre bene ormai. Valtolina. Errori su errori, attenzione Vialli. E ritroviamo. Del Canto. No, Del Canto. Qua Valtolina fa molto fallo, speriamo bene. Yellow card.
Bilica, Volpi. Adesso Sampdoria purtroppo ha preso campo, Bravo Volpi, qua fa un grandissimo intervento. Se ne va Pedone, se ne va Ped. Vai Rec Ped, Pippo. Maniera un po' di spazio. Passaggio brutto però. Veramente pressing che non funziona, squadre già molto spaccate. Roba nostra, bravissimo Max. Altolina. Volpi. Pedone, vede Pippo. Vai Maniero per Svok. Niente. E Cobra recupera ma la riperde. Dal canto ci prova. Balla. Rec. Maniero. Pedone, vai Ped. Vai Ped. Recoba. Svok. Volpi non ci arriva. Ma recupera ancora il Venezia, Valtolina. Sono molto accettato ragazzi, scusate, questa partita è fondamentale per la salvezza. Bravissimo qua, Maniero la recupera benissimo. Vai Pipus. Pipus Maniero Svok. Niente, per finire la prima frazione. Svok. Cazzo di questo passaggio non li sopporto. Paolo di Bilica, non da ultimo uomo ovviamente, ti prego. No, ha proprio veramente una magia la Samp. Allora, Maniero, mettiamo everybody. No, non ho provato Zegbo, sono una pippa atroce. Facciamo così, voglio Rec attaccante, ci inventiamo Svok là. Ok. Vai. Possiamo vincere ragazzi, possiamo vincere, non dico tutte ma quasi. Sprechiamo troppo, sprechiamo. Brutta questa, Vialli. Taibi ci fa il miracolo, bravo Max. Era da Rec, ma non ci arriva Rec. Pedone si invola. E Pedone la sbaglia, l'ennesimo errore di Pedone. Attenzione Vialli. Palo di Vialli, mamma mia. I gemelli del gol, Vialli. Mancini. Siamo stati un po' fortunati, cerchiamo di sfruttare questa fortuna. Svok. Lucchi. Stefan. Recoba. Non c'è da fare. Recupera ancora la Samp. Svok si invola però. Bravo Stefan. Stefan per Tutia. No, Tutia. Ancora Stefan. Bella. Tutta per Rec, ti prego. Rec. Palo di Rec. Palo anche del Venezia, non ci voglio credere. Palo scandaloso di Rec a botta sicura. Sono punti pesanti ancora. Rec la perde. Ancora Volpi, però partita molto bloccata a centrocampo adesso, ballerino. Svok. Puta. Rec. Perché va di destro Rec, miracolo del portiere. Non ce ne va bene mezza, Sfortunatissimi. Ancora Stefan, fallo. Brutto fallo qua del Doriano. Neanche molto, giustamente. Stefan dal canto, Valtolina per Recoba in aria, ma niente da fare.
Volpi del canto. Pedone non ci arriva mai. Sto pedone. Mettiamo Beppe Iachini. Poi mettiamo Pistone per Luppi. Anche Volpi non riesce a fermare. Attenzione, sono le valutazioni che paghiamo noi queste. Oh, non ci voglio. No. Madonna Max. Madonna Max. Doppio miracolo per il Max del difensore. Contropiede di Stefan, che vede tutta. Everybody. Pallo su Everybody. Luppi contro Mancini. Mancio show dal canto, roba nostra. Vedi che la butta in alto, lunga, ma recupera Tibio. Ma Valtolina c'è, il Valto c'è. Bravi Volpi. Volpi ancora per Valtolina. Ancora Valto per Rec. Schmock. Non ci credo, erroraccio di Stefan. Mamma mia che dura, ragazzi, è durissimo. Ancora la Samp purtroppo. Attilio. Iachini. Fuori, bisillabo di felicità. Taibone. Vede Pistone. Dal canto. Valtolina. Ma zio can, però. Quanti errori nei passaggi. Bilica, niente, non ci arriva, si pericoloso. Fuori. Doppio bisillabo di felicità. 80esimo 1-1. Ci condanna un gol balordissimo come sempre. Valtolina. Rec per Tuta. Non ci credo, fuori di niente, di Everybody, sing and song. Volpi. A vuoto Volpi, no. Mamma mia che rischio. Michelicenko, 2-8, regalava la vittoria alla Sara. Bilica. Ballarini. Iachini. Zio cane, Iachini potevi fare quello che volevi. Volpi lo butta giù, non ne frega niente. Ammonito anche Volpi. Sembra che non vinciamo da un po'. Tuta. Ancora Sampdoria che 2 balle. Non ci credo. Manco mai. Sì, però non è possibile che adesso, quando conta le prendano sempre loro. Pistone. Dal canto sbagliato anche questo. È solo Sampdoria purtroppo. Regalato un angolo. Anche Mediali è solo, no. Gianluca Vialli segna al 90, l'ho visto solo il tac e gol. Pazzesco, perdiamo anche questo. Ci va tutto male, ragazzi, tutto male. Tutto male, signori. Venezia veramente in difficoltà. Perdiamo anche questo e non meritavamo di perdere. Raga, siamo contro l'Inter di Recover Ronaldo del 97-98. Sarà sul cazzo, non è che della classifica. Che mi spaventa. Siamo quel parone della finale 2006. Porta la fortuna, speriamo. Stefano. Siamo sicuramente. Non so dove va, non volevo che sapere Coe. Yuri. Lo stadio è pieno, chiaramente. La tensione adesso per il Venezia, perché
dopo veramente un buon momento ci sta andando tutto malissimo. Ronaldo. Mamma mia che rischio, pedone. Subito, qua se l'è perso con tutte, è probabile che prendiamo anche con l'Inter. Schwok, bellissimo, 1-2. Schwok, Mariano. Schwok, non ci credo. Azione sublime, ancora Venezia però. Pedone. Recoba. Gentilmente ci ha prestato l'Inter. Veloci, raga, veloci. Altolina. Maniero non c'è. E come sempre, giochiamo meglio noi all'inizio. Attenzione, è vero, Recoba contro Recoba. Non ci credo, Rec contro Rec. Rec contro Rec. Poi Carnasciali un po' fortunato, ma avanti, pedone. Iachini, sto Iachini. Quello l'ha portato Zeibos, proprio un pirlotto. Ragazzi, ma sono tesissimo fresi. Dai, fallo dove? Rec. Attenzione a Rec. Mamma Taibi sul Rec interista. Ancora gol di testa, incredibile. Il fenomeno, 1-0. Ragazzi, stiamo rischiando la retrocessione. Se perdiamo anche questa, sono dolori. Ci siamo mangiati il gol all'inizio. Ronaldo ci purga. Sapevamo che era difficile, però troppi punti abbiamo perso forse con quelle che potevamo vincere. Ma anche il gol al 90esimo, anche un punto era importante. Cioè un altro, poteva fare un punto e siamo a 0. Questa, come si sta mettendo, non la meritiamo certo di vincere, però Stefan, bravo Stefan, Maniero, Recoba, bravo per Valtolina per Schwok, palo ovviamente. Ma quanta sfiga abbiamo! Perché comunque soffriamo troppo i calci d'angolo. Maniero, ancora Iachini e ancora errore. Ma serve un miracolo, raga. Maniero, niente, loro fanno quello che vogliono, tutti i rimpalli sono loro. Iachini chiaramente lunga. Yak, per dal canto vede Schwok, attenzione, non ci credo, poteva fare quello che voleva, la passa nell'unico punto dove c'è Luca. Non mi esprimo più, ragazzi, cioè qualcuno ci vuole in B, Pupolotto è tornato perché è inaccettabile vedere una roba del genere. O perdiamo al 90esimo, ci rimontano, sbagliamo tutto. Carnasciali, mamma mia, che qua rischio atrocissimo. Va Valtolina fa una buona cosa, vai Valto. Valtolina per Schwok, l'intervenzione che è un po' scoperta da questa parte sempre. Schwok e Maniero non c'è. Ancora Stefan, bravo Stefan, sta giocando bene Stefan. E c'è il gol di Pedone! Ma che gol ha fatto Pedone! Gol strepitoso di Pedone, aspettate. No, Stefan assist sublime. Perché stavolta la ribaltiamo, lo so. Dal canto. Altolina.
Per Recoba lì ci siamo, stiamo giocando bene anche oggi. Recoba è incredibile, le giochiamo tutte bene ormai. Altolina continua Coe. Benoit, il grande Benoit, perché si chiama Benoit, ragazzi, non Benoit. Coe come Maradona, signori. Oh, mamma mia, ragazzi, Coe si fa tutto il campo, per poco si segnava il gol dei gol. Guardate, ragazzi, Maniero, Altolina, Maniero. Secondo tempo facciamo dei cambi. Riproviamo il gioco qua. Rec qua, Maniero non mi sta piacendo ed entra ancora Everybody. Dai, secondo tempo e proviamoci, voglio il gol di Everybody. Ma Pedone, il gol di Pedone rimarrà negli annali del Venezia. No, Luppi, lentissimo Luppi, Taivone. Paramax. Penso dei calci d'angolo però. Incredibile, su calcio d'angolo è quasi sempre pericolo. Sulla linea salviamo, speriamo sia un segno positivo. Molto linea per Stefano. Svok la perdo ovviamente. Valtolina. Il Valto, peccato. Rec. Bravo Svok. Recoba la perde. Dai Rec, devi battere il Rec nerazzurro. Tuta show. Mamma mia, Tuta. Ah, Tuta. Se ci hai illuso con una prodezza. Ma la recupera Tutone. Pedone. Svok. No, Svok, niente da fare. Ma Stefan la recupera. Bravo Ped. Dai Ped. Pedone. Ci ha preso gusto Pedone! Mamma mia, Pedone. Perché quello tutta storica, Rec. Dai, anche una di testa come loro. Tuta. Allora, loro si possono, noi no. Yuri Jorkaev. Bravo Luppi, però la perdo ovviamente. Con Azario da Lima. Madonna, che rischio, Pedone. Ancora Pedone, partita sublime di Ped. Tuta per Ped, vai Ped. Ped si invola. Svok. Recoba si gira. Non si gira. Dal canto. Non riusciamo a sfondare. Svok. Di sinistro. Fuorissimo. Dal canto finito. Entra Brioschi, l'effervescente. Esce Valtolina ed entra Tascio Caetano. Mettiamo lui, chi se ne fotte. Basta, ho finito anche i cambi ovviamente. Pedone. Bravo Yak. Svok. Tuta. Caetano. No, Kai, zio Kane.
Voglio Tashi, io voglio il gol di Tashi. Recoba, la metti in mezzo. Per Tuta. Bravo Tuta a non saltare. Tuta, la rimetti in mezzo. Per Schwok. Non ce la facciamo. Butto sto contropiede. Ma negli ultimi minuti loro si svegliano sempre. Bravo Luppi. Va bene Luppi, va bene. No, da solo Yak, bravo Yak, ma non così. Possiamo perdere un altro alla fine, però... No, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Sì, vabbè, a ogni calcio d'angolo, però... Sono per i coglioni, però, a ogni calcio d'angolo, ma siamo proprio pippe, madonna. Ennesima sconfitta. La salvezza comincia a farsi dura adesso, è troppe sconfitte, raga, non capisco sto trend così negativo. Svok. Il Recoba, ti prego, Rekdal. No, vabbè, è preparata allora. Non è possibile che la passa così Recoba, dai, di sinistro. Ma non c'è. Ancora Recoba. Per tutte. Pazzesco. Recoba. Niente. Quando conta. Sbagliano sempre. E fallo ovviamente. Siamo a un passo dal baratro. La salvezza adesso si fa veramente complicata per il Venezia. In realtà squadra iper forte, questo livello di difficoltà ci sta. Però sempre così, agli ultimi minuti di testa. Non possiamo, se diamo un calcio d'angolo e gol sicuro. È proprio una squadra scarsissima di testa. Possibile, noi una volta avevano mai, neanche mai fatto. Come perde la testa. Altra sconfitta immeritatissima. Un attacco distrutto. Vediamo la classifica che sarà brutta. Dobbiamo assolutamente vincere questa è durissima per la squadra che ha vinto la Coppa UEFA. Vai ragazzi. Andiamo a mettere prima. Venezia, paravo 12esimo, mamma mia, non voglio vederla. Penultime, 2 punti dalla salvezza, ma penultimi, Lecce è veramente in crisi. Buffon da una parte. Vai! Siamo con Gigione e Fevernova. Quindi il pallone che ci porta fortuna, lo solo lo vinciamo a Sbrega. Poi tutto. Ho cambiato alcune cose, vediamo se non svegliarci le cose. Subito Venezia come sempre parte a bomba. Rec parte a bomba. Rec. Fuori. Iachini subito spizzata errata. Attenzione di testa che li soffriamo. Doppio. La servizio è ancora iper possibile, non possiamo fare. Abbiamo fatto un punto. 5 partite. Questa bisogna vincere, Zeigo. Attenzione, il pazzo di Zegbo. Vai Rec si vola. Questi passaggi così di uno come Rec di sinistra. Zeg. Come sempre dominiamo nel primo tempo. Le coba tutti.
tutti i passaggi, contrasto chiave di perduto. Sì. Recoba perduta. E per favore, grazie, recoba. Recoba! Recoba! Erroraccio di Perdi. Bravo, Pedone, poi recupera bene, buon Venezia come sempre. Mettiamo minimamente la decisione di Franceschi. De Franceschi la mette in mezzo. Si fa Zegbo. Tantissimo il Zegbo, sto provando perché è veloce. Bravo lui. Yak. Tutta, everybody tutta. Tutta, numeri di Tutta. Mamma mia, sto regalando il gol della vita di everybody, Singles. No, i Franceschi recupera qua un gran pallone. Rec per Tutta, ancora Tutta. Turame difficoltà con il campionissimo Tutta. No. Iachini. Recoba. Tutta ancora ragazzi. Tutta scatenata. Recoba. Fallo. Oh. Recoba. Beh, era rigore questo. Zegbo. Possiamo fare qualsiasi cosa, non segniamo. Tutta. Zegbo. De Franceschi. Buffon la respinge. Incredibile. Il Cupalotto non si vuole dare questo quintultimo posto. De Franceschi. Gli squadroni lo sappiamo, però stiamo giocando bene. Nel canto. Bravo Recoba, dai Recoba. Ecco, il Parma sembra stanco, Recoba in 3 per il cross, Tutta. Ancora nel canto. Recoba in aria, Recoba! Ancora Buffon. Non ce ne va bene una. Iachini. Zegbo. È un dominio Tutta, lentissimo Tutta, Carnasciali, ancora per Tutta gol. Ancora Buffon. Spettacolare Gigi Buffon, sta salvando qualsiasi cosa. Noi prepariamoci al gol su calcio d'angolo al 95esimo. Iachini. Zegbo. Vedere Recoba. Parma in grossissima difficoltà Iachini. Franceschi. Stiamo dando tutto adesso, Recoba per De Franceschi ancora. Fallo ovviamente, sì, fallissimo. Con espulsione e diffida per 30 anni. Lucchi. Finisce il primo tempo letteralmente dominato dalla squadra lagunare. Siamo sempre 0-0. Per Recoba. Dobbiamo svoltare questa partita. Fallo? No, sta. Rec deve fare straordinari, Rec. Non possiamo toglierlo, Rec. Ma dove lo dare, Rec? Ma che cazzo fa lui? Giudica. Pedone show. Bravo, Carnasciali almeno lo ferma un po'. Attenzione, siamo pronti, il Parma si sveglierà, il Parma tutto d'un tratto e ce lo metterà in quel posto. Bravo Bilicotto. Magicamente si è svegliato il Parma, ragazzi.
so quante occasioni abbiamo avuto. Dai, vi lascia scorrere, rimessa nostra. Vogliamo la salvezza, dai. Credone. Carnasciale. Vai Carna è disturbato. Carna è disturbato. Parma sembra stanco, ragazzi. Carnasciali. Che di là. Cagatissima nel Parma, ma non la sfruttiamo. Non la sfruttiamo. Bravo Pedone. Oggi Venezia come nel momento nostro migliore Recoba. È una scheggia oggi Recoba, ragazzi, Recoba. Vi prego, raga, Recoba. Tuta. Missile di Tuta. Gol, cazzo. Bravo Tuta. Azione sublime diretta e Tuta la insacca. Che cazzo. Perché oggi il Parma non sembra in condizione. Sembra finito forse il momento negativo. Adesso corriamo di più noi. Cioè, stiamo zitti, ma che oddio. Bravo Luppi. Vai Iachini si invola, ma il Parma fa fatica, oggi sfruttiamo sta cosa, Tuta, si gira Tuta! Cosa fa Tuta, everybody Tuta? Ma che fa everybody Tuta? Iachini, molti spazi. Pedone, errore, Fiore recupera. Recoba, bravo Rec. De Franceschi no, fallaccio. De Franceschi deve essere medicato fuori. Tu Recoba. Peccato. E qui attenzione a Juan Sebastian Veron che parla, ragazzi. Orlandini. Crespo. No. Non diamo di calcio d'angolo, raga. Luppi. Del campo. Non ci sono, dai, che possiamo batterli. Recoba. Ma di sinistra così. Grazie piccolo ragazzi. Pedone. Che oggi sembra favorevole, stiamo zitti, ma sembra favorevole, Pedone. Ogni tanto. Zegbo. Errore di Zegbo. Entra Vanoli, esce Fiore appassito. Recoba. Tuta. Turam oggi veramente un paracarro, ma c'è Buffon ancora. Buffon. Ancora miracolo di Gigi, incredibile. Oggi abbiamo trovato il Parma nella giornata molto negativa. Sarebbe bello anche di questo gioco che ogni tanto capirà. Come ci è capitato col Milan nel 2004-2005, però purtroppo quel rigore che ci ha dato. Comunque un punto importante. Ma questa bisogna. No. Oddio, rigore per il Parma. Luppi, bravo. Mamma mia, vai Zecco. Tutto avanti il Parma ovviamente che deve pareggiare Recoba. Tutto per Recoba, tutto passaggio orrendo. Vai Rec. Tuta sbaglio. Iachini. Ancora per Tuta. No, Fiori. No, adesso.
Bravi. No. Asprilla stava regalando il pareggio al 99. Fischia arbitro. Bravo De Franceschi. Zeggo. Pedone. Attenzione Rec. Rec. E ancora errore. Rec. Tuta. A porta vuota, Tuta sbaglia. A porta vuota, Tuta sbaglia. Non ci vedo. Meno male che siamo in vantaggio, va. Finalmente arriva una vittoria pesantissima, ma sudata anche questa, mamma mia. 5 tiri e 16, questa era proprio dominata, iper dominata. Vediamo la classifica. Siamo ancora in zona di retrocessioni. Palermo ha recuperato tantissimo, siamo a 2 punti dalla salvezza. Siamo a 2 punti dalla salvezza. Shevchenko capocannoniere, Maniera un po' è giù adesso, assist Schwok scatenato e le cova 3. Ok. Raga, saluto il comandante veneziano, ne mancano 4. Ciao!